Quando attraversiamo un bosco, possiamo solo intuire i meccanismi che ne regolano la vita e i cambiamenti che il clima sta portando. Uno di questi riguarda la cosiddetta pasciona, un fenomeno naturale che, a partire dalle pigne degli alberi, ha effetti importanti su tutta la catena alimentare. Ne parliamo con Francesco Mezzavilla, biologo, libero ricercatore. La pasciona è un fenomeno naturale che avviene soprattutto in montagna, in particolar modo con i faggi e gli abeti rossi. L'abete rosso è il comune albero di Natale che usiamo per le nostre feste natalizie. Questi alberi hanno una particolare predisposizione a sviluppare i loro semi in periodi, diciamo così, alterni. Normalmente la pasciona avviene ogni 3-4 anni in tutta Europa, però suddivisa per macro aree. Quindi fanno i semi, le pigne, quelle che noi chiamiamo le pigne, sì. Li fanno ogni 3-4 anni. Perché è importante questa produzione di pigne? Perché dalle pigne cadono i semi e si ha la rinnovazione del bosco, certo. Cadono a terra e crescono nuovi alberi. È chiaro che quando ce ne sono tanti, una produzione eccessiva di pigne e di fagiole, che sarebbero i semi del faggio, allora in quel caso lì gli animali si abbuffano, nel senso che le mangiano, e trovando una risorsa alimentare aggiuntiva, veramente esplosiva, perché in un metro quadro di terreno sotto un faggio io posso contare anche 100, 150 fino a 200 fagiole, quindi naturalmente gli animali del suolo mangiano, si riproducono in maniera esplosiva, ci troviamo in mezzo al bosco con tutti questi piccoli animaletti, soprattutto roditori, topi, che vengono successivamente mangiati dai rapaci notturni e a loro volta naturalmente riescono ad avere una sovrabbondanza di alimento che li porta naturalmente a riprodursi in maniera più. Quindi c'è tutta una filiera che va dalla pigna al topolino, al rapace notturno, anche altri animali. I cinghiali arrivano in Cansiglio quando ci sono tante fagiole perché le mangiano, i cervi lo stesso, una serie di animali che si cibano, ma anche indirettamente. La volpe, ad esempio, che trova tanti topi, arriva alla tana con la bocca piena di topi e quindi di conseguenza c'è una superproduzione di anche questi animali superiori. Che cosa ha notato lei negli ultimi anni? Avendo censito per una trentina d'anni questo fenomeno, fino all'inizio del 2010 la pasciona ritornava ogni 3 o 4 anni. Dal 2013 al 2020 praticamente c'è stata un'interruzione. Un buco praticamente di 6-7 anni. Questo ha determinato non solo il blocco della catena alimentare, ma un problema ben più grande. Secondo studi fatti soprattutto in America, l'allungamento del ciclo, quindi da 3, 4 a 7 anni, sembrerebbe causato anche questo, purtroppo, ahimè, dai cambiamenti climatici. In America l'hanno già correlato e quindi di conseguenza cosa succede? Che se io allungo il ciclo della pasciona determino una morte di tutti quegli animali che sono dipendenti strettamente. Quindi 7 anni senza pigne. 7 anni senza pigne vuol dire una notevole caduta degli animali che stanno a livello superiore, i rapaci notturni in particolar modo, la civetta capgrosso che studio da 30 anni più in Cansiglio, che avendo una vita breve di al massimo 5-6 anni, non riuscendo a riprodursi perché c'è questo iato molto forte, questo buco, quando c'è la pasciona abbiamo 8-10 coppie che nidificano. In Cansiglio, sì, sempre in Cansiglio, e quando non c'è la pasciona al massimo una coppia, ma con un successo riproduttivo molto basso. La coppia invola 2-3 piccoli. Quando c'è la pasciona, l'anno scorso ad esempio, ne ha involati 6-7 per nido. Gli americani dicono che tutto ciò è legato al cambiamento climatico. Ecco, lei si sente di escludere che questo salto di un giro della pasciona sia legato a Vaia? Sì, lo escludo categoricamente, anche perché nelle indagini fatte in provincia di Belluno appunto l'anno scorso io ho censito sia zone dove era passata Vaia, ma soprattutto molte zone dove Vaia non era passata, quindi non aveva minimamente inciso su questa dinamica del bosco. Quindi se avessimo avuto una pasciona prima, i semi sarebbero già caduti a terra e avremmo già gli abeti rossi di 20-30 centimetri attualmente, cosa che non avviene, quindi il bosco si sarebbe rinnovato tranquillamente.